Visti TV siamo in diretta da la sede del Vesta dell'Asilo o dei Vizi, in un basta un stand, in un sono Impare, Associazione Icaro, Onlus e poi Beste Puro Cammino de Bonaria. Come comprendiamo poi questa associazione, di questa due associazioni, e non la stai spiegare Enza, che è Stinocche, come rappresentante del suo Cammino de Bonaria. Ecco Enza, come mai queste Stinocche Impare all'associazione Icaro e illustrano spuro questo Cammino de Bonaria che in bici hanno fatto diverse cerimonie, però non tutto ischi in testa esattamente. Allora, il Cammino di Bonaria parte da Olbia e arriva a Bonaria, Cagliari, attraversa 29 paesi. All'interno della Sardegna sono tante piccole comunità. Il Cammino di Bonaria ha una peculiarità, ha delle deviazioni, in questo caso verso i luoghi di sofferenza, come le carceri, quindi devia una deviazione verso Mamone. Deviazione verso Badecarros, ecco. Una deviazione verso nella comunità Prodi, dove ci sono malati psichiatrici, e nella comunità del carcere minorile di Quartuccio. All'interno di queste comunità sono state posate le pietre di sosta e ognuno decide, percorrendo il cammino, di sostare per una riflessione, un ricordo per queste persone che espiano le loro pene. Il Cammino di Bonaria è segnalato da Olbia fino a Cagliari. Le nostre frecce blu, coda gialla. I nostri colori si ispirano ai colori di Santiago, perché il cammino si è ispirato a Santiago. Le tre vele sono il simbolo di Bonaria, dove i padri mercedari custodiscono il simulacro della Madonna di Bonaria. Dopo aver attraversato tutto il cammino, lungo il percorso, ecco, raccogliamo i timbri delle comunità. All'arrivo a Bonaria ci viene rilasciata la Bonaria, come a Santiago la Compostela. E ecco, sarebbe questa pergamena. Questa pergamena in cui dice tu hai percorso tutto il cammino. C'è un sito online dove tutti possono fare inserimento anche per controllare se lungo il percorso ci sono delle interruzioni, e quindi viene aggiornato continuamente suggerendo una deviazione. C'è la guida del cammino. L'ho vista pubblicata, sì. Dove diversi pellegrini che stanno attraversando questo cammino la portano appresso e la consultano lungo il cammino, ma tanti hanno percorso il cammino solo seguendo le frecce, la segnalazione che è stata posta da nord a sud. Poi ci sono le pietre, ci sono le pietre, ci sono le frecce in tutti i paesi. Lungo il cammino ci sono le frecce in legno e le piastrelle, oppure le frecce sui muri. Freccia azzurra, coda gialla, Cammino di Bonaria. Grazie. Poi in ogni paese, cioè dove ci sono dove si attraversa, le persone pernotano e prenotano nei bimbi dove fanno le soste. Per esempio, Olbia Berchidetti sostano, prenotano a Berchidetti, oppure Berchidetti o la Vissardi prenotano da là e l'indomani si riparte. C'è qualcuno che magari riesce a fare 2 tappe, però ognuno ci sono già le tappe più o meno prestabilite. Poi però ognuno decide di accorciarla, o può farne una parte come Santiago. Dipende da quanto uno riesce a reggere, insomma, in quanto a chilometri. No, ma volevo dire, in ogni sosta c'è una pietra che segna il punto. Allora, essendo un cammino religioso, tutte le tappe si arriva alla chiesa parrocchiale.
oppure si trovano le pietre di sosta, Sistiviato, fermati viandante, all'ingresso e all'uscita di ogni paese. Questo dà l'indicazione a chi si ferma, fermati, sosta, Sì, pensa, rifletti. No, siccome ho assistito a molte cerimonie di... Tutte queste cose di pietre di sosta sono state coinvolte le comunità. In queste comunità sono firmati anche dei verbali che andranno a memoria nella sede del Cammino di Bonaria. Il Cammino di Bonaria è praticamente autofinanziato, nel senso che tutti i soci hanno contribuito con donazioni a memoria, a ricordo, e anche questo verrà tenuto, il nome di queste persone, in un registro al futuro, per le future generazioni, perché questo è un seme, ma probabilmente chi raccoglierà saranno i giovani che cresceranno, conosceranno bene questo cammino che attraverseranno. Bene, ti ringrazio, grazie.